I storiani qui conoscono abbastanza bene sul periodo e a parte da questo periodo qui abbiamo partecipato in Francia a esclusione di altre lingue attraverso l'articolazione di un pensamento politico attraverso la facoltà di parola patois. Aumenta ahí che poco fa parlando di una lingua dicendo di un patois, ma se voi parlate di una lingua senza chiamarla lingua, ben dire che voi depersonalizzate totalmente la persona che parla, depersonalizzate totalmente il popolo che si porta questa lingua. E questa parola patois che marca finalmente un disprezzo tanto, che marca finalmente un territorio, piccolo territorio, la ritroviamo consacrata nel 1794 in un rapporto di l'abate Grégoire, che è uno dei personaggi famosi della rivoluzione francese, uno dei personaggi famosi della rivoluzione francese, e si può dire finalmente che con l'abbé Grégoire abbiamo qui un primo passo di ciò che noi chiameremo oggi una politica linguistica. Ma ho messo unicamente il titolo di un rapporto che è rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois, birite a consacrazione della parola patois in Francia, e di universalizzare la lingua francese. Ma ciò che è interessante in questo rapporto che un'epoca qui conoscono è che birite la solidarietà che c'è tra il fatto di ammazzare, di tombare ciò che li chiamano i patois e il fatto di universalizzare la lingua francese. Ben dire che nella concepitura francese non può mica avanzare la lingua francese se non rinculano mica le altre lingue come il corso, il bretone o l'asco.